Le sanzioni occidentali vengono coordinate dal G7, le 7 democrazie più ricche del pianeta. Alla Casa Bianca l'incaricato è Dilip Singh. Mi ero già occupato nel 2014 delle sanzioni contro la Russia. Ho imparato molto da quell'esperienza, ma stavolta dovevamo colpirli ancora più forte e più in fretta. Se Putin era intenzionato a muoversi alla massima velocità, dovevamo fare lo stesso. I leader del G7 firmano le sanzioni contro alcune delle più grandi industrie russe e contro gli oligarchi più ricchi. Gli europei, le cui economie sono alimentate dall'energia russa, rischiano perdite per miliardi. Il presidente Biden ha detto che difendere la libertà ha un prezzo, ma non è un costo inaccettabile come quello che pagheremmo se restassimo a guardare mentre l'Europa subisce un attacco. Nella prima riunione Olaf ha detto: queste sanzioni sono pesanti, sarà difficile e ci vorrà tanto tempo per svincolarci dai combustibili russi, e questo è vero. I tedeschi dipendono per il 40% dal gas russo. Ha detto: finiremo nel 2045. Lo scopo principale delle sanzioni doveva essere quello di riuscire a colpire i russi più di quanto avremmo danneggiato gli europei con la loro applicazione. Non avremmo certo potuto imporle rischiando di doverle poi cancellare perché non potevamo permetterci di pagare i loro costi. Dovevamo restare uniti, o rischiavamo di fare il gioco di Putin. Credo che nei suoi progetti ci fosse, fin da prima dell'invasione, quello di rompere il patto atlantico, indebolire i legami tra i paesi del G7. Sanzionando l'energia russa subito, avremmo finito per cadere dritti nella sua trappola. Abbiamo scelto un altro approccio, ovvero quello di colpire gli introiti energetici di Putin a lungo termine, senza gonfiare i prezzi subito, in modo da avere più tempo per svincolarci collettivamente. Oggi ho parlato con i leader del G7 e concordano in toto con me. Putin ha scelto la guerra. Perciò autorizzo ulteriori forti sanzioni e ampie limitazioni alle esportazioni verso la Russia. Putin contro l'Occidente, il 21 e il 28 febbraio su History Channel.